Professore, quanto è importante la giornata di oggi, una giornata mondiale che ci spinge a riflettere sul fenomeno dei suicidi e ci parli anche della sua realtà, la realtà che rappresenta. È sicuramente essenziale parlare di suicidio. La giornata mondiale di quest'anno ha per titolo Cambiamo la narrazione del suicidio, proprio per puntare l'attenzione sul fatto che bisogna essere più aperti rispetto a questo problema e solo essendo più aperti e più disponibili c'è la possibilità di fare qualcosa di costruttivo e di attivo in quest'area troppo relegata allo stigma e a una valutazione superficiale oppure relegata in un secondo piano rispetto ad altre emergenze. Il problema del suicidio è qualcosa di grave che rimane non solo nella memoria dei congiunti ma anche nella memoria delle persone che hanno saputo di questa notizia e che hanno appreso di questo comportamento, che poi rimane nel glossario appunto delle possibili reazioni comportamentali delle persone, quindi è molto importante. Ed è fondamentale anche saper raccontare con sensibilità questi episodi, per questo l'appuntamento di oggi era rivolto proprio ai giornalisti. È doveroso che l'informazione e le persone che hanno un ruolo nell'informazione sappiano raccontare non solo con umanità e sensibilità queste storie, ma anche seguendo un codice ben articolato di raccomandazioni per non suscitare troppo interesse, non suscitare informazioni rispetto ai mezzi e inoltre per dare loro un armamentario utile a proteggere le persone, quindi ad insegnare loro che in caso di sofferenza, in caso di bisogno, ci sono delle agenzie, delle persone competenti o delle persone volontarie che possono aiutare ed accudire le persone che ne hanno bisogno. E quindi una battuta finale sulla realtà che rappresenta? La realtà che rappresento è la realtà di chi ha dedicato la vita a questa materia e di chi anche ha creato la giornata mondiale per il suicidio, perché fu un mio atto di presidenza dell'International Association for Suicide Prevention che si concretizzò dopo vari anni di fatica nel 2003. Quindi oggi siamo alla 21esima annata per qualche cosa che è ricordato in più di 120 paesi al mondo, quindi qualche cosa che veramente denota l'importanza di questo fenomeno e di quanto siano giustificati gli sforzi in quest'area.